L'autonomia verso Roma è importante, l'autonomia verso Roma io spero che Zaia riesca a portare a casa questo grandissimo successo per tutta la nostra regione, anche lì probabilmente il provvedimento sarà anche per altre regioni, mi auspico anch'io, ma non c'è dubbio che il Veneto su questo, i cittadini del Veneto con questo Presidente hanno dato un segnale forte all'Italia, cioè un'Italia federale quantomeno in qualche modo, adesso si vedranno i provvedimenti, mi trova totalmente d'accordo, è veramente un'idea moderna. Il rilancio economico dell'Italia passa dall'autonomia delle regioni e non dal reddito di cittadinanza, secondo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che spera il 2019 sia l'anno in cui verrà realizzata quella riforma federale del paese che i territori più produttivi invocano da decenni. Anche così, sostiene il primo cittadino, si danno le risposte che imprese e lavoratori chiedono da tempo e non con le mance o i sussidi. Si sviluppa l'economia, non con la paghetta sociale, ma con le imprese, con la forza del lavoro, e i lavoratori e le imprese lo sanno benissimo. Quella è la strada, non la paghetta sociale. Non funzionerà questa cosa, non perché io non voglio che funzioni, sono ben disposto a dire ho sbagliato, guarda, funziona bellissimo. Abbiamo dato soldi a tutti e riparte l'economia. Non si tratta di essere contrari al reddito di cittadinanza come strumento di sostegno a chi non ce la fa, puntualizza Brugnaro, ma di rendersi conto che i provvedimenti per far ripartire lavoro e consumi sono altri. In buona fede penso che stiano facendo un provvedimento che probabilmente in parte serve proprio per le parti più misere del paese che esistono, dimenticate, ma non può essere il provvedimento cardine del rilancio economico. Il rilancio economico, guardate, lo dice l'economia, riparte sulle gambe dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, delle imprese, dei lavoratori, tutti i lavoratori, anche quelli pubblici.